Ieri sera, quando è tornata a casa mia mamma, ha visto 3 individui nel giardino o nella casa qui di fianco e all'urlo di mia mamma uno si è accovacciato, l'altro è uscito da un albero, non so dove fosse, e hanno iniziato a correre forte verso un'abitazione di là. E ho chiamato il 112 alle 18:39, ero al telefono con il 112, 18:53 sono andati i ladri su una casa qui vicino. Zerman sotto assedio ed è ormai una caccia, guardie e ladri. Siamo nel centro del paese, a 2 passi dalla chiesa. Qui non parliamo di lussuose ville di facoltosi imprenditori, ma di normali abitazioni, villette singole o a schiera. Ieri sera i ladri hanno fatto man bassa. Dopo essere stati scoperti nel giardino della famiglia Novello, peraltro visitata lunedì e martedì dai soliti ignoti messi in fuga dai proprietari, i malviventi sono entrati in una villetta poco distante di fronte alla casa dei Fürstenberg presa di mira 3 giorni fa. Nessun dubbio che si tratti delle stesse persone. Hanno visto le telecamere e hanno visto esattamente le 3 persone che ha visto mia mamma, cioè questo signore con la borsa a tracolla, quello con lo zaino e l'altro. Ebbene, i 3 sono entrati nella villetta incuranti dell'allarme scattato all'effrazione e dell'arrivo dei vicini. Sono andata a vedere in giardino e in giardino c'erano 3 uomini che cercavano di entrare. Quindi Nella casa dei suoi vicini, nella casa dei miei vicini, questa qui davanti, nel giro di pochi secondi sono usciti altri vicini, hanno chiamato subito i carabinieri, le forze dell'ordine, sono arrivati nell'arco di pochi minuti, solo che come sono entrati i carabinieri in casa a cercarli, loro sono usciti e sono provati ad entrare in un'altra casa. Spregiudicati senza scrupoli, mentre i carabinieri e mezzo quartiere è sceso in strada con torce e bastoni, i ladri entrano in quest'altra villetta poco più in là. Se ne sono fregati tranquillissimamente, sono usciti da questa casa qui per entrare in un'altra a meno di 50 metri di distanza. Ieri c'era nebbia, era buio, quindi giocava tutto a loro favore. Però non si può più stare tranquilli perché eravamo tutti qua, tutti fuori, tutti insieme e questi ce l'hanno fatta beatamente sotto il naso. Non ho mai visto in vita mia una roba del genere, perché di solito fanno un furto, dopo vanno a 2-3 chilometri di distanza, invece qua non gli interessa niente, intanto che i carabinieri sono al numero civico 10, al 19 fanno l'altro furto. Roba impressionanti. In paese la gente è ormai terrorizzata. Che comunque anche se viene dentro i ciapa, dimmi ti se mi dormo a notte. La cittadinanza è mobilitata, fioccano le adesioni al controllo di vicinato e si stanno organizzando gruppi, guai chiamarli ronde, per controllare i quartieri. Faremo delle passeggiate notturne così e vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Ecco, l'importante è dare una mano alle forze dell'ordine perché purtroppo questi casi qua sono sempre più in aumento.